Un'interessante iniziativa oggi che si svolge qui a Porto Empedocle che interessa il mondo degli scout, un'iniziativa sicuramente interessante, una giornata intensa e piena. Come si svolgerà? Allora, noi abbiamo invitato le classi della scuola Falcone Borsellino a venire a vivere un momento di scautismo qui con noi, nel quale proprio il nostro intento è quello di far toccare con mano ai bambini il mondo dello scautismo, e quindi abbiamo fatto delle postazioni, loro faranno il giro di queste postazioni, in ognuna delle quali sarà presentato una tecnica e un gioco che usiamo noi scout quando facciamo le uscite con i bambini. Ecco, quali in particolare, se per sommi capi ce ne vuole accennare? Sì, noi le nostre attività sono di solito sono periodiche nel corso dell'anno, ma soprattutto confluiscono nei campi e nelle rotte estive che facciamo a fine anno, dove passiamo proprio delle settimane con i bambini e dormiamo nelle tende, ci corichiamo nei sacchi a pelo, cuciniamo all'aria aperta, facciamo il fuoco la sera per stare tutti insieme. I bambini faranno dei percorsi guidati dagli scout. Il capo scout ci ha coinvolte, non è la prima volta che veniamo qua, questa giornata si chiama la giornata dell'albero, la festa dell'albero, proprio per far sì che i bambini possano rispettare l'ambiente e principalmente rispettare le regole in un contesto del genere, perché faranno dei percorsi e delle gare dove i bambini dovranno osservare delle regole, con l'augurio che le rispettino nella vita le regole. Una bella iniziativa, ha coinvolto un po' tutto il nostro plesso, inoltre i bambini appartengono a questo contesto sociale, alcuni fanno parte anche del gruppo scout, quindi questa iniziativa li ha anche entusiasmati, li ha coinvolti sia emotivamente che psicologicamente, quindi è stata una bella iniziativa da condividere, da ripetere, da coinvolgere anche tutti, da continuare senz'altro. Ora, quanto è importante questa iniziativa, cos'è che stai facendo con i ragazzi? In questo momento con i ragazzi stiamo facendo gli Scooby-Doo, per le ragazze delle trecce. È importante perché comunque stiamo facendo una festa con tutti i bambini. A noi piace molto essere qua, ci stiamo divertendo un sacco. Ci è piaciuto molto fare questa esperienza. Sì.